Siamo in compagnia di Lorenzo Parisi, portiere del Tramassa. Oggi un pareggio per 0-0 a Bora. Partiamo dicendo subito che hai fatto una bella parata nel primo tempo. Raccontaci un po' questo episodio. Ma niente, io mi preparo in settimana per questo assieme a Giovanni al preparatore. È stato molto bravo l'attaccante che di spalle è riuscito a calciare. Mi sono fatto trovare pronto, però nel complesso abbiamo retto bene come squadra perché è stata una partita molto sofferta, complicata, ma siamo riusciti a strappare un buon punto contro una buona squadra che secondo me dirà sicuramente la sua durante tutto il campionato. Ecco, tu che hai vissuto esperienza da fuori quota, adesso giocare da titolare tra i pali, che cosa significa? Naturalmente si hanno molte più responsabilità perché i compagni naturalmente si aspettano molto di più da te. E da fuori quota diciamo che hai un posto fra virgolette più privilegiato, ora invece bisogna proprio tirare fuori la personalità di una persona, del giocatore che bisogna far vedere in campo e settimana dopo settimana riuscire a meritarsi il posto. Lorenzo, dove può arrivare il Tramassa quest'anno? Ma noi non ci poniamo obiettivi, naturalmente la salvezza è il nostro primo obiettivo, poi naturalmente siamo una buona squadra con delle individualità, ora è tornato anche Nugis, Domenico che Giocava in eccellenza Ghilarza, per cui esatto, e poi abbiamo Pietro Manca, Bobo De Sissimo e Manca, che sono dei giocatori che hanno giocato a pallone, si vede, fanno la differenza. Infatti domenica scorsa Pietro Manca ha fatto un gol che raramente ho visto fare nei campi sardi. Ecco, che cosa vi ha detto il mister a fine partita? Era un po' arrabbiato per come avete giocato, soprattutto il secondo tempo. Sì, perché alcune disattenzioni su piccolezze sulle quali lavoriamo in settimana si sono viste e sono delle disattenzioni che non devono esserci, perché naturalmente si rischia di mettere a repentaglio una partita ordinata per certi versi come quella che abbiamo fatto, ma l'importante è portare a casa a questo punto, ce l'abbiamo fatta e siamo contenti così. Certo. Noi ringraziamo Lorenzo Parisi, complimenti a te Lorenzo per la partita e in bocca al lupo di campionato. Grazie, ciao Piamo, buona serata.